Quali sono le opportunità che può cogliere chi decide di avviare una nuova impresa innovativa? A rispondere a questa domanda un pool di esperti del settore che ieri si è dato appuntamento a Padova. Obiettivo: presentare gli aspetti legali e le nuove opportunità e agevolazioni fiscali messe in campo anche dal recente decreto del fare e dalle iniziative locali legate a contributi, finanziamenti e voucher. È un'occasione per discutere di quelle che sono le novità più importanti in materia fiscale e societaria e per esporre poi le criticità legate a una normativa che in questo momento vede implementazione. Per fare impresa la parola d'ordine è aggredire il mercato, magari seguendo le strategie vincenti per le start-up. Le facility sono parecchie, sono per quanto riguarda i rapporti di lavoro che sono estremamente incentivati, gli incentivi fiscali che vengono dati, l'intervento del fondo di garanzia, la possibilità di accedere al capitale di rischio attraverso il cosiddetto crowdfunding, quindi a offerte al pubblico su portali o piattaforme online. Il tutto nella legalità, distinguendo così il giusto modo di fare impresa. Non possiamo immaginare che ci sia sviluppo senza un quadro di sicurezza, legalità e garanzia. Credo che chi guarda l'Italia dall'estero molte volte ha qualche dubbio che ciò sia perfetto in Italia, sia per i tempi della giustizia, ma sia per come qualche volta ci comportiamo. E allora credo che un convegno che tenga questo anche al centro e che quindi pensi al futuro, pensi all'innovazione, pensi all'agenda digitale in un quadro di legalità sia un argomento centrale per oggi.